Questa è Carbonia, in provincia di Cagliari, e questo è il centro. Il suo aspetto, a prima vista, contrasta con l'idea che uno si è fatta di una città mineraria, come le guide turistiche definiscono Carbonia. E leggiamo ancora, 45.000 abitanti al censimento del 61, 100 metri di altitudine, 15 chilometri dal mare. È il terzo centro sardo per popolazione, dopo Cagliari e Sassari. Sembra una città come tante altre, e forse anche senza problemi particolari. Ma basta lasciare queste vie più animate e andare verso i quartieri operai per scoprire il vero volto di questa città che ha appena 30 anni di vita. Prima era affollata perché c'erano tanti operai che lavoravamo e tutta la sera quando uscivamo dal lavoro si riuniva, si faceva due chiacchiere e tutto quanto. Adesso siamo 3 o 4 solo, tutto abbandonato, case, tutto quanto. Se girai là ci sarà oltre 50 case tutte dirotte, abbandonate di tutto. Che ci sono 2 o 3 famiglie sole. Se uno girando qui vede la città morta. Siamo restati noi 7-8 che stiamo lavorando, una cinquantina non ci siamo in tutto, che in questo rione che stiamo lavorando. Queste case abbandonate, questo quartiere senza voci, denunciano il male gravissimo che mina l'esistenza di Carbonia. La poca gente rimasta qui ad abitare è come sopravvissuta ad un improvviso cataclisma che in realtà non c'è stato, perché il male di cui soffre Carbonia non è di oggi né di ieri, ma è nato con la città. E non solo i vecchi minatori, ma anche le donne che aspettano con antica rassegnazione, ne sono consapevoli. Abbandonati, vecchi e abbandonati di tutti anche sono. Quante case ci sono lì? Oltre 50 appartamenti vuoti. Ci sono, di qua solo. E poi se scende in giù ce ne sono altri centinaia e centinaia. Tutti abbandonati. Qua mancano sicuro un 2 o 3 mila abitanti di qua, in questa zona, tutto in questa zona del Rosmarino. Suo marito da quanto tempo è ripartito? 10 giorni fa. Dove si trova? In Cassarù. Sarebbe in Germania? In Germania, sì, in Cassarù. Che cosa fa lì? In una ditta nel ferro, nella sabbia. Le scrive spesso? Sì, sempre mi scrive. Mi ha fatto una lettera adesso da una spresa. Le chiede notizie di Carbonia? Sì, mi chiede sempre notizia di informare qui per trovare lavoro qua. Questa è la sua bambina? Questa è la mia bambina, sì. Come si chiama? Musino Marinella. È nata a Carbonia? Nata in Germania. Come mai lei questa volta non ha raggiunto suo marito in Germania ma è Non rimasta sono qui? potuta andare perché per mia mamma qua, perché è sola. Perché essa non può uscire, non vede tanto bene, mi tocca restare qui per essa. Cosa pensa lei dell'avvenire di questa città? Io penso che volevo restare sempre qui a Carbonia, di trovare un mestiere, mio marito qui a Carbonia, di restare sempre qui. Perché nella mia terra è sempre meglio essere fuori. Una città che non lavora, dalla quale gli uomini sono costretti ad andare via e la cui popolazione invecchia costantemente, non ha certo più voglia di divertirsi. Guardi come è ridotto lo stadio. È il velodromo, dove correvano Bartali e Cuppi. Sembra tutto in abbandono. Il Carbonia era una gran squadra. Quando qui veniva tante persone, veniva il Cagliari, che era una squadra delle più forti. Noi davamo la fila a torcere anche al Cagliari. E il Cagliari ora è in Serie A. Noi attualmente stiamo morendo, come sta morendo anche la città di Carbonia. Ma questa città, che a soli 30 anni dalla sua nascita ha paura di morire, dove è malata? Dove è sbagliata? Già nel nome, o meglio in ciò che il suo nome voleva significare. Il carbone del Sulcis è carbone povero, di tantrace magro, ricco solo di sostanze volatili, dicono i tecnici.
carbone scadente. Il costo poi del suo trasporto via mare lo rende ancora più antieconomico. Eppure è lo stesso carbone che i minatori estraevano 30 anni fa, quando nacque Carbonia. Ma era il 1938. Era la vigilia della guerra. Tempo di autarchia. A tenere a battesimo Carbonia, come allora si diceva, venne in Sardegna lo stesso Mussolini. Uno stuolo di gerarchi gli teneva dietro. Il fondatore dell'impero volle scendere nei pozzi della miniera di Serbariu, ma rifiutò la tuta e l'elmetto da minatore. Dette uno sguardo al carbone e poi battezzò anche quello, Sulcis, col nome di un antico centro della Sardegna romana. In realtà quel carbone è già sbagliato, ma per la guerra fascista potrà servire. I 12.000 abitanti del nuovo comune, molti sono venuti qui a lavorare dal continente e da ogni parte dell'isola, sono radunati in piazza Roma, sotto il balcone della Torre Littoria. La messa in scena è grandiosa e Mussolini, come al solito, non delude. E oggi a ciascun operaio sarà concesso un premio di lire 100. Carbonia è forse l'unico fatto autenticamente europeo della storia isolana. Carbonia, nata col fascismo, è nata dentro un'economia chiusa, dentro l'economia dell'autarchia. Quando l'economia italiana si è aperta e è diventata europea, Carbonia è entrata immediatamente in crisi. Carbonia sconta cioè quel distacco, quel ritardo, quell'isolamento che è la costante drammatica della nostra storia isolana. Il carbone sbagliato aveva servito la guerra sbagliata. Ed ecco oggi Carbonia. E oggi è quasi una città del silenzio, mezzo morta, insomma. Però ha costituito una forza di sviluppo nella zona. Intanto ha dato carbone al paese. Immediatamente dopo la guerra è stata fatta per la guerra, va bene, insomma. Però, ecco, anche se ha prodotto inizialmente per la guerra e in seguito ha prodotto per la ricostruzione. Io direi che la fonte di energia principale in Italia nell'immediato dopoguerra, la fonte per la ricostruzione, è stata fondamentalmente Carbonia. Ha prodotto 1.200.000 tonnellate di carbone all'anno, è stato possibile in quel modo fare marciare le ferrovie, le navi della Marina Militare e della Marina Mercantile, non totalmente, si capisce, ma in parte, con un contributo interessante. Il dopoguerra fu breve. Nel 1955, a 17 anni dalla nascita di Carbonia, cominciava nel bacino del Sulcis la grande smobilitazione. La concorrenza del petrolio e dei carboni pregiati e più a buon mercato, la meccanizzazione stessa nelle miniere, imposero una pesante riduzione della manodopera. E gli operai, allettati con premi di liquidazione e assillati dalla paura di un avvenire incerto, abbandonarono. Erano 10.000 durante la guerra, oggi sono 1.500 e una sola miniera, quella di Seruci, è rimasta in funzione. La gestione delle miniere è intanto passata dalla Carbosarda all'Enel e per questi 1.500 dell'Enel c'è almeno un posto sicuro e un sostanziale miglioramento delle condizioni economiche. Ma gli altri, le migliaia di operai che abbandonarono, cosa fanno oggi? Qual è stata la loro sorte? Conosco parecchi miei paesani che uno è a Torino, un altro è dovuto andare in Francia per mancanza, insomma, ci sono che sono ancora disoccupati. Un mio cognato è andato in Belgio, per esempio, adesso è disoccupato anche in Italia un'altra volta. I più sono emigrati, chi all'estero, chi in Francia, chi in Olanda, chi in Germania. L'abbiamo nel continente, a Torino, Milano. Hanno voluto cambiare vita, andare via dalla miniera e oggi chissà come stanno. Ci sono quelli che hanno trovato subito un'altra sistemazione, ci sono quelli invece che si trovano tuttora anche disoccupati. Insomma, più che altro stanno tutti più male di noi. In che anno è emigrato? Sono emigrato nel 1963. Dove lavora? Schaffhausen, nella Svizzera tedesca, in una fabbrica di costruzioni meccaniche. Che tipo di lavoro fa lei? Faccio il tornitore. Quanti sono nella città svizzera dove lei lavora gli ex minatori sardi emigrati? Gli ex minatori sardi emigrati sono circa un 200. Lei torna spesso qui a Carbonia?
Sì, ci torno per vedere i miei e con la segreta speranza di potermi fermare definitivamente, ma purtroppo ogni volta devo constatare che Carbonia a poco sta morendo come una candela che si sta spegnendo. Il lavoro nella miniera di Seruci è oggi quasi interamente meccanizzato. Motori elettrici azionano nei pozzi i nastri per il trasporto del carbone estratto da altre macchine. Il minatore ha dovuto qualificarsi, adeguarsi alle nuove tecniche, imparare a controllare il funzionamento di queste macchine. E bisogna dire che la meccanizzazione non è stata ancora spinta al suo limite massimo, sicché ogni ulteriore progresso, se da una parte allevierà ancora la fatica dell'uomo e aumenterà i margini di sicurezza, dall'altra ridurrà fatalmente ancora il bisogno di manodopera. È un'alternativa che qui a Carbonia è più drammatica che altrove, perché è l'intera città che vive sui salari di questi operai, dei 1500 minatori. È un'intera città aggrappata a questa miniera come alla sua sola possibilità di sopravvivere. E c'è ancora da chiedersi se quando i vecchi operai di Seruci andranno a riposo, e gli anziani qui sono molti, se qualcuno sarà rimpiazzarli. Il problema fondamentale di Carbonia è che è una città di 30-35.000 abitanti non può vivere soltanto delle miniere. L'Enel ha potenziato la miniera di Seruci, sta ancora facendo degli accertamenti su una miniera qui vicino. Indubbiamente però la disponibilità di posti di lavoro che può offrire l'industria mineraria è limitata, è comunque limitata. Pertanto, ripeto, Carbonia non può puntare soltanto sulle miniere di carbone. Occorre qualcos'altro. Di che cosa ci sarebbe bisogno qui a Carbonia? Di industrie, maggiormente di industrie, di uno sviluppo per poter riassorbire il personale che una volta avevamo in questa zona. Bisognerebbe sviluppare dei stabilimenti, delle fabbriche. Io penso che Carbonia possa e debba ormai dissociare la sua sorte da quella delle miniere, che è una sorte ormai giunta alla conclusione. La morte di una città è comunque un evento assurdo e scandaloso. Non si può pensare alla morte di Carbonia senza pensare a una popolazione che verrebbe riconsegnata a una condizione che in passato fu tristissima. Basta ricordarsi un dato agghiacciante. Fino all'epoca della nascita di Carbonia, la durata media della vita nel basso Sulcis era di 25 anni. Carbonia oggi ha 30 anni e vuole vivere. La sua vocazione di città operaia è autentica. E se nelle miniere non c'è più avvenire, allora qui lo chiedono alle fabbriche, alle quali la supercentrale elettrica di Portovesme può fornire l'energia. Nata per utilizzare il carbone del Sulcis, questa centrale è oggi alimentata a nafta. È l'esempio di una conversione industriale che però non c'è stata finora. Si è fermata qui. Carbonia è la città da salvare, ma la città che ha anche un potenziale di sviluppo. Un potenziale nella zona industriale che si può costituire vicino, che si sta costituendo, che ancora non ha una realtà, ma può averla. Una città che ha creato attorno a una zona agricola, che può avere uno sviluppo soltanto se Carbonia sopravvive, se c'è una popolazione, se c'è uno sviluppo. Diversamente anche la realtà agricola intorno è destinata a morire perché non ha un mercato di sfogo, non ha una prospettiva. E si capisce, una città non può morire così, indifferentemente, insomma. Ma per questo sviluppo industriale di Carbonia, di cui si parla ormai da tanto senza che se ne vedano ancora i risultati, la città è preparata? Lo sono i giovani? E la scuola tiene conto che la realtà di Carbonia non è più quella di 30 anni fa? Lei ha un titolo di studio? Sì, sono geometra. E ce ne sono tanti come qua a Carbonia. Ormai tutti i ragazzi che studiano sono più o meno nella mia stessa situazione, perché c'è un unico istituto. Chi vuole studiare in indirizzo tecnico bisogna fare il geometra e basta. E ogni anno ne sformano circa 50, 60 e non fanno altro che crescere questo numero di geometri, per cui trovare lavoro in questo senso è estremamente difficile. Noi si chiede dei corsi di riconversione, soprattutto per i diplomati, e dei corsi di riqualificazione per gli operai.
questo è il punto. Questi ragazzi oggi si trovano ad avere il problema del come utilizzare il loro titolo di studio. Oggi questi ragazzi sono costretti a indirizzarsi o verso l'istituto tecnico per geometri e ragionieri o verso il liceo classico e scientifico. Abbiamo quindi una inflazione di diplomati e maturati, ma allo stato attuale delle cose la situazione pone un problema grave. Se domani dovessero finalmente realizzarsi le prospettive industriali previste per questa zona, per la città, si dovrà andare fuori nella penisola, diciamo, per trovare i quadri tecnici per queste industrie. Non è un deserto. Questa è l'area prescelta per la futura zona industriale di Carbonia. Per ora sono passate solo le ruspe. Il resto, fabbriche, macchinari, operai specializzati, tecnici, dirigenti, è ancora da venire.